Allora, noi siamo per il no accogliamo entrambe le sfide che attualmente il governo nazionale ha posto su questo referendum, quindi sia per quanto riguarda la fittizia eliminazione del Senato con la scusa di mandare a casa e di distruggere una casta, e l'altra scusa è quella della semplificazione burocratica delle leggi, tutte cose false e non vere, perché i costi non si riducono, perché i tempi non si riducono, non si fa nulla di quello che effettivamente lui ha detto, e quindi siccome crediamo che effettivamente si possono attuare delle riforme concrete di risparmio dei costi della politica in maniera seria, non è certo questa la direzione. E dall'altra parte accogliamo anche la sfida e siamo anche contrari, perché l'ho detto poc'anzi, nel mandarlo a casa lui ha centrato verso di sé Renzi sì e Renzi no. Per noi Renzi deve andare a casa, ma non perché è Renzi in quanto uomo, in quanto quello che rappresenta, e l'abbiamo sempre detto, l'ha detto Beppe, l'hanno detto i nostri colleghi al Nazionale, Luigi Di Maio, cioè sono persone che rappresentano interessi bancari e di pochi. Prova ne sia che le sole riforme che sono riusciti a fare sono per salvaguardare interessi delle banche e mai provvedimenti per la cittadinanza e per il popolo italiano. Allora, in entrambi i casi noi non ci stiamo e lotteremo fortemente sia per far votare il no, perché è un referendum senza quorum, quindi invitiamo tutti ad andarci, perché chi va e partecipa alle decisioni generali decide, quindi tutte le persone che ci andranno, che voteranno no, decideranno effettivamente che cosa fare, se accettare questa riforma costituzionale finta che pone Renzi o se invece contrastarlo e cercare appunto anche col dissenso di mandarlo a casa.